Falde acquifere, un mondo sotterraneo per molti ancora sconosciuto. L'acqua e i suoi tre moschettieri, solido, liquido, gassoso. Scopriamo i tre stati dell'acqua. H2O, la molecola della vita vista da vicino. Abitudini che fanno acqua. Come utilizzano l'acqua i giovani? L'abbiamo chiesto ai nostri coetanei. Buongiorno e ben ritrovati da TGDG, il TG dei giovani. Il tema di quest'oggi è l'acqua. Il primo argomento è il mondo sotterraneo delle falde acquifere. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. I nostri geologi in erba, Veronica, Filippo, Giulietta e Giada, hanno approfondito l'argomento delle falde acquifere, un mondo sotterraneo per molti ancora sconosciuto. Esistono due tipi di falde. Ci sono le falde acquifere fisse, che sono dei veri e propri laghi situati nel sottosuolo. I fiumi sotterranei vengono invece chiamati falde acquifere mobili. Di questi il più lungo è lo Yucatán, un fiume lungo 155 km, situato nel sottosuolo messicano. Il più vicino a noi è invece il Tíbano, che scorre per ben 28 km nella zona del Carso, verso il Golfo di Trieste. I geologi dividono le falde in tre categorie: molto sfruttabili, mediamente sfruttabili e poco sfruttabili. Allora, lo sfruttamento di una falda richiede dell'energia. Se nel sottosuolo c'è molta acqua, serve poca energia, quindi quelle saranno falde molto sfruttabili. Se la quantità d'acqua è poca, serve più energia, quindi le falde sono più difficilmente sfruttabili, mentre se la quantità d'acqua è sì poca, però la falda è abbastanza superficiale, allora l'energia necessaria non è molto elevata. Si considerano queste falde mediamente sfruttabili. E lo sfruttamento delle falde comporta qualche problema ambientale? Certo, ci sono tre grossi problemi. Il primo problema è dovuto all'inquinamento, in quanto lo sfruttamento delle falde comporta la perforazione del suolo, quindi la creazione di pozzi. Se questi pozzi non sono fatti a regola d'arte, possono essere veicoli di inquinamento all'interno della falda. Per questo lo sfruttamento selvaggio può comportare l'inquinamento delle falde. Il secondo problema è l'abbassamento del livello della falda, che compromette tutta la parte di vegetazione che sta sopra il suolo. E un altro problema molto importante è la subsidenza del suolo. Infatti l'acqua è un componente naturale delle rocce. Se si toglie l'acqua, le rocce si comprimono, il terreno si abbassa e si hanno degli sprofondamenti del terreno e quindi grossi problemi a tutte le infrastrutture. Ora, dal sottosuolo, passiamo al cielo. Come nascono le nuvole? Forse alcuni di voi non se lo sono mai chiesto, ma per altri l'argomento è estremamente interessante. Vediamo. La maggior parte di noi conosce i tre stati dell'acqua: solido, liquido e gassoso. Lo stato gassoso però è quello meno preso in considerazione. Molti infatti non sanno come nascono le nuvole. Le strane formazioni che possiamo ammirare nel cielo sono acqua fatta evaporare dal sole, che si condensa quando trova temperature più fredde. Ma a proposito di questo argomento, sentiamo cosa ha da dirci la nostra esperta Asia Berton. Come si formano le nuvole? Le nuvole si formano con l'evaporazione dei fiumi. Le nuvole possono essere di vario tipo attraverso l'altezza in cui si trovano e il calore. Che cosa sono le piogge acide e come si formano? Le piogge acide si formano attraverso i fiumi e i laghi inquinati. Quando evaporano si formano in nuvole. Dopo, quando piovono sul terreno, dove inquinano anche orti e altro. Anche i procedimenti che portano l'acqua a passare da uno stato all'altro sono poco conosciuti. In pochi sanno che ogni passaggio ha un proprio nome scientifico, come ci spiega la dottoressa Elisa Rosa.
Da liquido a solido, solidificazione, da solido a liquido, fusione, da solido a gas, sublimazione, da gas a liquido, condensazione e da liquido a gas, evaporazione. Ora cambiamo argomento. Analizziamo la composizione chimica dell'acqua. Per questo siamo collegati in diretta dal laboratorio di scienze con il nostro inviato speciale. A te la linea, Grillo. Buongiorno ai nostri cari telespettatori, siamo qui nel laboratorio di scienze in compagnia del professor Allen per capire qualcosa di più dell'acqua e della sua composizione chimica. Ma prima di passare la parola al nostro esperto vorremmo far partire un servizio che ha fatto Anderson. H2O. Questa è la semplicissima molecola dell'acqua e senza di essa non ci sarebbe vita. Formata solamente da un atomo di ossigeno e 2 di idrogeno, è detta molecola triatomica. Vi siete mai chiesti come possono le zanzare muoversi sull'acqua? Ora lo vediamo subito. Questo è possibile perché la molecola dell'acqua è polare. Date le leggi complicate della chimica, le molecole devono mettersi in un certo modo, formando così un sottilissimo velo sulla superficie dell'acqua. Per spezzare il legame delle molecole basta un po' di detersivo, che è dotato di diverse proprietà chimiche. Eccoci di nuovo in diretta. Professore, abbiamo sentito che la formula dell'acqua è H2O, ci spieghi meglio? La molecola dell'acqua è fatta da 2 atomi di idrogeno colorati in blu e 1 di ossigeno di rosso. L'acqua è molto importante e non dovrebbe essere sprecata. Bene, ringraziamo il professore Allen, per oggi è tutto, linea allo studio. Ringraziamo il nostro inviato. Finora abbiamo parlato della composizione dell'acqua e di alcuni dei suoi aspetti ambientali. L'acqua però viene usata da noi tutti quotidianamente. Abbiamo deciso di realizzare un'inchiesta per conoscere le abitudini sull'uso dell'acqua dei nostri coetanei. Prego la regia di far partire l'inchiesta. Bevi l'acqua del rubinetto o in bottiglia? In bottiglia perché è più buona. Preferibilmente in bottiglia, ma se l'acqua in bottiglia è finita bevo anche dal rubinetto. Bevi l'acqua del rubinetto o della bottiglia? Di rubinetto perché è più buona. In bottiglia. Beh, di solito compro quella in bottiglia. Tu quando ti lavi i denti chiudi l'acqua del rubinetto? Sì, sempre, perché sarebbe uno spreco enorme di acqua. Lo chiudo. Aperta. Perché non ho voglia di chiuderla. No, di solito la chiudo sempre, dipende. Certe volte la lascio aperta o certe volte chiusa. Di solito ti fai la doccia o il bagno? Il bagno. E quanto ci metti? 15-25 minuti. Tu quanto tempo ci metti sotto la doccia? Circa 20-25 minuti. 10 minuti. Fai la doccia o il bagno? La doccia. Fai la doccia o in bagno? Il bagno. E quanto tempo ci metti? Un'ora, perché sto a giocare con l'acqua. E quanta acqua bevi in un giorno? Una bottiglia intera, diciamo, quasi, o metà bottiglia intera. Mezzo litro più o meno. Mezzo litro quasi. Per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi.